Celebrata a Gorizia, nel quartiere di San Rocco, la Fiesta della Patria dal Friuli, un evento che ha visto una grossa partecipazione di pubblico e con diverse autorità. Abbiamo raccolto il pensiero dell'assessore regionale Roberti e del sindaco del capoluogo goriziano Ziberna. Assessore, lei non parla friulano, lo sostiene ma non parla il friulano. Lo capisco perfettamente, ma non oso nemmeno provare a parlarlo. Comunque sono assessore alle autonomie locali e anche alle lingue minoritarie, quindi ovviamente sono qua sia per rappresentare la regione Friuli-Venezia Giulia e per portare il saluto del presidente, ma anche perché rientra nelle mie deleghe e la festa di oggi viene finanziata dal mio assessorato. Ecco, senta, che cosa sta facendo la regione? Anche perché voi avete, penso che tra poco spegnerete la prima candelina. Sì, tra poco spegniamo la prima candelina e in questi mesi l'attività sulla parte delle politiche linguistiche è stata veramente tanta. Noi come amministrazione regionale diamo un peso enorme alle politiche linguistiche perché le riteniamo non qualcosa di superfluo e superficiale che arriva dopo tutto il resto, ma l'essenza stessa della politica e dell'essenza del Friuli Venezia Giulia. Crediamo che questa regione sia una regione che ha le sue peculiarità e ha la sua specialità proprio perché quando uno arriva davanti alla sede della regione Friuli Venezia Giulia trova quella scritta Regione Friuli Venezia Giulia in 4 lingue diverse. Un piccolo aneddoto, con altra veste rammento quando il presidente Strassoldo aveva all'interno delle Lupi proposto di svolgere un sondaggio in tutta la provincia di Gorizia per tastarne la conoscenza della lingua friulana. Perché c'era quell'errato convincimento, o meglio quel convincimento a seguito del sondaggio risultato errato, che soltanto nella destra esonzo si parlasse e si conoscesse il friulano, non a Gorizia e ancor di meno nella sinistra esonza. In realtà è emersa una conoscenza della lingua friulana elevatissima nella città di Gorizia ed elevata anche nella sinistra esonzo. Io non parlo il friulano salvo alcune parole, conosco perfettamente, comunque sento, capisco il friulano, se non altro perché mia moglie è friulana, perciò guai se non conoscessi il friulano. Al di là delle battute però nella città di Gorizia si parla il friulano non soltanto nei 2 quartieri storici, mi riferisco, uno è quello dove siamo ospitati oggi, San Rocco, che ha più di 500 anni di storia, e l'altro storico che una volta era un comune, mi riferisco alla frazione del quartiere di Lucinico, e comunque dicevo parlato in tutta la città.